Tocca a te, Pierluigi Bersani. Grazie alla vostra presenza, mi spiace non siete tutti comodi come vedo, ma insomma quindi cerco di stare all'essenziale. Avrete sentito nella canzone che stiamo facendo girare per la nostra campagna, che Gianna Nannini ci ha voluto regalare, c'è una parola che ricorre, parliamoci chiaro, l'abbiamo voluta anche per questo questa canzone, dice: mi ricordo di te. E io intenderei che questa campagna elettorale e dopo nel governo del paese noi tutti quanti, il Partito Democratico, a cominciare da me, dessimo l'idea che ci ricordiamo della vita comune dei cittadini, perché stiamo passando la crisi più difficile da 60 anni a questa parte, c'è un problema economico e sociale acuto che si scarica sulla vita comune dei cittadini, c'è un'ansia enorme sul tema del lavoro, c'è un'ansia enorme per tanta parte della popolazione sul tema del reddito, e abbiamo assieme a tutto questo ancora un distacco profondo sul quale abbiamo lavorato noi positivamente, ma solo noi in sostanza, fra cittadini, istituzioni e politica. E senza ricostruire un qualche rapporto fra cittadini, istituzioni e politica noi non riusciremo ad andare da nessuna parte. Ora, bisognerebbe che già questa campagna elettorale desse l'idea che tutte le forze politiche, tutti i candidati, si preoccupano di questo e si confrontano sui temi della vita comune, perché non è un passaggio qualsiasi, non è un'elezione qualsiasi questa qui, è un'elezione che avviene nella crisi più profonda e più lunga dal dopoguerra ad oggi. Ora, purtroppo sembra che questo tema di fondo sia scomparso, o diciamo venga svolto in pillole. Ieri per esempio abbiamo imparato, soltanto ieri è stata una bella giornata, dicevo, perché l'abbiamo chiusa credo con 30 miliardi di riduzione fiscale. 30 miliardi ho calcolato, fra quel che ha detto Monti e quel che ha detto Berlusconi, noi nel 2014 abbiamo 30 miliardi di riduzione fiscale. Bel colpo. Quando, come veniva ricordato, c'è ancora un governo. No, voglio dire, se riusciamo a capire come, non dico adesso oggi, ma al 2014, riusciamo subito, dice, a risolvere il problema degli esodati, a risolvere il problema del fondo sociale, a vedere come fare con gli ammortizzatori e a calare anche un bel po' di tasse, siamo avanti con i lavori. Ora credo che di queste promesse la gente ne abbia veramente piene le scatole. E io mi stupisco, non mi stupisco di Berlusconi, no, perché Berlusconi dice che adesso ne prepara un'altra di proposta, però ce la dice alla fine della campagna elettorale. E io dico, dicela subito, dai, se risolviamo il problema, ci riposiamo subito. Se ci risolvi il problema subito, noi ci riposiamo subito. Io ricordo l'altra volta, aveva detto la stessa cosa che ha detto ieri, 2 aliquote, proprio la stessa cosa, no? Poi si è governato i suoi 5 anni e nessuno l'ha mai visto. Ma ricorderete che l'ultimo giorno di campagna elettorale, l'altra volta disse tolgo il bollo alto. E io dicevo sarò il più coglione, ma io lo pago ancora, non so voi. Ma un po' di più mi stupisco del professore, francamente, no? Perché abbiamo vissuto tutti quest'anno qui. Così difficile, e adesso a far la rincorsa anche lì delle promesse o di cose anche per amor di Dio, ma cose anche estemporanee. Ieri è corsa questa cosa qui, dice riduciamo le vacanze scolastiche, no, le allunghiamo, no,
Ma dico, per l'amor di Dio, noi siamo da tempo sostenitori, per esempio, ancora prima di discutere delle vacanze, eccetera, per esempio di poter utilizzare le scuole, tenerle aperte tutto il giorno, per attività anche formative, non didattiche. Abbiamo un sacco di precari cosiddetti della scuola, si possono fare tante cose. Ecco, purché gli edifici stiano in piedi, perché se no cominciamo a darne i problemi. Allora la faccio io una proposta, da primo giorno, a proposito di scuola. Ci mettiamo coi comuni, vediamo una deroga al patto di stabilità e facciamo partire una grande operazione di manutenzione straordinaria delle scuole italiane. Vediamo un po' di lavoro in giro e ci mettiamo in un contesto civile. E con questa proposta però non ritengo di aver risolto il problema della crisi italiana, perché il problema della crisi italiana è un problema un po' più profondo, che richiede una riscossa comune, civica, un impegno forte, una concentrazione, una coesione, un passaggio non breve, e quindi richiede serietà. È inutile che adesso facciamo una campagna elettorale dove facciamo del gran politicismo, dove tutti i giorni mi misurano la temperatura del grado di montismo che ho. Ho sempre detto, ti misuro la pressione tutti i giorni, quanto sei lontano, quanto sei vicino da monti, eccetera, come farai al Senato, come farai alla Camera, e allora poi cosa dici di Vendole, cosa dici di ma guardate, ma noi la nostra foto l'abbiamo presentata. Noi siamo una coalizione, si chiama Italia Bene Comune. Abbiamo fatto la nostra foto di gruppo, ci sono io, c'è Vendola, c'è Tabacci, c'è Nencini, siamo questi qua. Abbiamo fatto il nostro patto, abbiamo fatto le nostre primarie. Io non ho ancora visto una foto di gruppo, continuo a dirlo sperando di vederla. Io non ho ancora visto una photo opportunity dove ci sia Berlusconi, Maroni e Storace. Perché è questo, la photo opportunity loro è questa. Dove ci sia Monti, Casini e Fini. Quella è la foto dove ci sia Ingroia, Di Pietro e Ferrero. Facciamola vedere. Quella lì se vogliamo dire qual è lo schieramento politico, è quella lì. Dopodiché, per favore, giriamo subito e andiamo a parlare di come uscire da questa crisi. Noi adesso ricordavo ieri, girano i guru che vengono mediamente dagli Stati Uniti, e i guru degli Stati Uniti hanno sempre una ricetta: attacca l'avversario, va bene, lascia stare i problemi, attacca l'avversario. Io dico, il guaio è che i guru poi vanno via e i problemi rimangono, e credo che l'Italia voglia capire, sapere su quale linea, mettendo la barra dove nella prossima legislatura noi usciremo dai problemi più gravi e rimetteremo in moto questo nostro paese. Questa è la domanda, questo è l'oggetto di questa campagna elettorale, perché d'un colpo solo non si risolve il problema, ma io sono sicuro che l'Italia può risolvere il problema e rimettersi in cammino. C'è una sola cosa che può impedircelo, che perdiamo un altro giro a raccontarci delle balle. Va bene? Come abbiamo perso tutti gli ultimi giri. Questo sì può impedirci di riprendere il cammino. Ma se siamo seri, ci diciamo parole di verità, ci mettiamo fiducia, ci mettiamo convinzione, noi ne veniamo fuori. Questo sono sicuro di questo. Allora, noi la prima cosa da dire è che sappiamo dove siamo messi dentro. Certamente siamo in una crisi globale generale, non tutti i posti del mondo, in gran parte i posti del mondo, certamente in Europa. Ricordiamoci da dove viene questa cosa, perché qui ci vuole anche un po' di memoria. Ricordiamoci da dove viene. Viene da un problema di squilibrio dell'economia reale.
dal fatto che le società nel mondo non sono cresciute in modo armonico, che ci sono stati squilibri tra produzione e consumi, nelle bilance commerciali, e la ricchezza si è accumulata dal lato della finanza, non dal lato del welfare, dei consumi, dei salari, di una crescita equilibrata delle società. E quella ricchezza ammucchiata sul lato della finanza è stata poi fittiziamente moltiplicata, con dei moltiplicatori che la finanza ha creato, con una bolla micidiale che è ricaduta addosso all'economia reale, alle finanze pubbliche, ha messo in recessione, in stretta le finanze pubbliche, ha messo in recessione l'economia, ha distrutto il lavoro. La bolla si è sgonfiata, è cascata addosso alle condizioni reali, cominciare da quelle più deboli. Insomma, anche adesso, in questo momento, ricordiamoci, non lo dico mica perché stiamo facendo della storia, ancora adesso questo problema c'è. Perché ancora adesso, se guardiamo i bilanci 2012, i bilanci migliori nel mondo li stanno facendo Goldman Sachs, JP Morgan, mentre le aziende commerciali, industriali, produttive, cominciate dall'Europa, fanno bilanci pessimi. Gira ancora così. E questo è un grandissimo tema da prendere, certamente a scala globale, certamente a livello europeo. Sappiamo che l'Europa si è dimostrata disarmata davanti alla crisi. L'abbiamo detto in questi mesi, in questi anni, 1000 volte il perché. Perché l'Europa, il più forte continente del mondo, si trova disarmato davanti a questa crisi. L'abbiamo detto dall'inizio, perché ha perso la sua forza, la sua materia prima, cioè la solidarietà, il progetto comune, l'idea di affrontare le cose assieme. Perché è stato seminato, l'abbiamo visto in Italia quando arrivò Berlusconi assieme alla Lega, poi l'abbiamo visto in tutta Europa, in forme diverse naturalmente, ma l'abbiamo visto in tutta Europa, 24 paesi su 27 governati dalla destra. Abbiamo visto la predicazione della destra su cui ha vinto le elezioni, le ha vinte in Italia, le ha vinte in Europa. E la predicazione era quella che l'idea che uno si salva da solo, fondamentalmente. Questa era l'idea. Come l'abbiamo mica seminata qui in Italia noi? Quest'idea che l'individualismo, la difesa corporativa, la difesa territoriale, la difesa nazionale, una politica che prende il suo dividendo elettorale predicando chiusura, sconfiggendo l'idea di un collettivo, di una solidarietà, del fatto che per star bene tutti bisogna che stiano tutti un po' bene, se no da soli non si sta bene. E questo è vero per le nazioni, è vero per i territori, è vero per l'assetto sociale, i mestieri, gli individui. Bisogna prendere atto che quella semina ha prodotto delle piante infestanti che ancora adesso nelle opinioni pubbliche d'Europa non consentono di reagire assieme. Se reagisse assieme, se noi il primo buco che si è aperto in Grecia l'avessimo chiuso dicendo: caro mondo, rispondiamo noi, e poi aggiustare le cose nostre, come farebbe una famiglia, no? Cioè, se un bambino di 13 anni ti spacca un vetro, non è che la mamma gli dice pagalo, lo paga lei e poi lo aggiusta i conti a casa. No, si è rotto quest'idea, si è rotta nelle società, nei paesi, si è rotta, e a uno ci siamo trovati esposti. Noi ci siamo trovati esposti in Italia, che non dovevamo essere così esposti, perché dentro a quella crisi europea, dentro a quella crisi mondiale, dentro a quella crisi europea, noi non dovevamo essere dove ci siamo trovati.